Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Proseguiamo il nostro cammino all'interno delle parolacce in napoletano e oggi esamineremo un termine molto famoso purtroppo anche per alcuni alterchi che sono successi nella politica italiana. Il termine in questione è vaiassa, sia scritto con la I che scritto con la J. Vaiassa intende indicare la donna di bassa condizione civile, molto sguaiata, molto volgare, rissaiola anche. Il termine deriva dall'italiano, da bagascia, è una modifica di bagascia, e affonda le sue origini già nel XVIII secolo. Tant'è vero che c'è uno strumento molto comune nella cultura popolare napoletana, uno strumento musicale, che è uno strumento a percussione dotato di tre martelli ai lati dei sonagli, che viene chiamato confidenzialmente Scetavaias, ovvero svegliavaiasse. Un detto molto simpatico legato a questa parola è ma fai l'amica e m'ambrina vaias, cioè mostri di essere mio amico e poi metti incinta la mia serva. Nel senso che anche le persone da cui meno ce lo aspettiamo, possono tradirci da questo punto di vista. Come vi dicevo, questo termine è salito in ribalta ultimamente per una discussione politica, purtroppo in Parlamento, in cui Mara Carfagna, allora ministro, indicò così Alessandra Mussolini nel 2010. Lasciamocelo là così com'è. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!